Oggi Palazzo Balbi, qui sede della Giunta regionale del Veneto, ospita un momento importante. Sono insieme con il presidente di AIS Veneto, Marco Aldegheri. Marco, oggi appunto un momento importante, celebra una tappa fondamentale verso il Congresso Nazionale di Verona. Abbiamo presentato in anteprima una cosa straordinaria, io direi. Dici bene, una tappa di avvicinamento importante al congresso del 22, 23, 24 novembre in quelli di Verona. Qui oggi presentiamo e abbiamo presentato un gadget molto particolare, molto esclusivo, un cavatappi che diventerà il cavatappi ufficiale di questa manifestazione. È un po' il vostro, come dire, oggetto di lavoro, no? Spesso e volentieri molti sommelier fanno servizio in grandi occasioni e il cavatappi è sempre in mano. Può sembrare quasi banale, no? È lo strumento di lavoro per eccellenza. Gli strumenti di lavoro nel mondo delle sommellerie sono tanti altri, ma dal cavatappi si parte, voglio dire. Siamo partiti da questa idea, da questa necessità, e grazie a una serie di collaborazioni molto importanti che presenterai tra un po', immagino, siamo riusciti, come dire, a dare forma a questa idea meravigliosa. Io partirei proprio anche da chi ti ha assistito in queste idee, ce l'hai al tuo fianco, ce lo presenti? Sì, Claudio Burato, Osteria del Durello, è uno chef. Claudio, noi ti abbiamo visto spesso intorno ai fornelli, l'ultima volta con le ostriche, e non sospettavamo di questa tua grande dote, una creatività che ha trovato, come dire, valore in questa espressione, un cavatappi molto particolare, perché dietro questo cavatappi, oltre al materiale, c'è veramente un brevetto. Allora, è da tanto tempo che io ho avuto questa idea di migliorare un cavatappi. Questa volta comunque è già la terza soluzione, questa volta c'è stato l'aiuto, diciamo, oppure lo spunto da parte dei sommelier del Veneto, che dicono: noi avremmo bisogno di un cavatappi unico che migliori possibilmente tutti i cavatappi che esistono fino ad ora. Allora abbiamo messo in funzione, io dico sempre il fornello perché è quello che mi scalda ed è uscita questa idea che adesso vi spiego, naturalmente poi sposato con la costruzione con il manico in legno, con l'uso del legno appunto del grande disastro che abbiamo avuto di Vaia eccetera, e tutto quello che ha già spiegato lui. E cos'ha di particolare? Tutti i cavatappi hanno una spirale unica con un unico snodo attaccato al corpo del cavatappi. Questo invece ne ha due. Per quale motivo? Proprio per agevolare l'estrazione. Adesso io vi faccio vedere. Un esempio pratico. Pratico, esatto. Io infilo e metto la spirale nella bottiglia, scusatemi un po' la situazione, ma Arriva quasi all'ultima curva. esatto. Cosa succede? Il vantaggio è che poi piega la spirale in questa maniera, quindi non va come prima, e toglie tutto il tappo in un'unica tirata, permettendo di togliere il tappo dritto, non ci saranno più tappi rotti. La cosa importante è proprio la verticalità dell'estrazione. Esatto, quindi questo dà questo vantaggio, quindi facilità nel primo step, nella prima estrazione, e poi in progressione fino a togliere tutto il tappo. Io di fianco a te ho un personaggio, Isi Coppola, che insomma tu sei, prima di tutto hai un bellissimo trascorso, ma non siamo qui per parlare di quello, hai un presente come imprenditrice ittituristica. Sì, no? perfetto. In quel di Albarella. Sì, appena fuori dall'isola. Albarella, Sì, la sbarra, e tu sei di qua. esatto. E poi sei anche sommelier, perché il bello è questo, no? E sei anche colei che ha in qualche modo anche un po' promosso tutta questa attività in funzione di congresso nazionale. No? Sì, beh, io sono un sommelier piccolo, credo di essere proprio l'ultima arrivata, però insomma, se si può, la mia esperienza almeno di rapporti precedenti, metterla a disposizione di un'associazione che merita e che mi ha accolto con tanto affetto, lo faccio ben volentieri, e quindi oggi siamo qui, siamo in un luogo a me caro evidentemente, e quindi con il presidente Zaia abbiamo proprio presentato, ovviamente l'ha presentato il presidente Aldegheri, il congresso che quest'anno viene ospitato in Veneto, e per noi è di grandissimo orgoglio. Il Zaia ricordava che il Veneto è un'azienda, è una regione che ha anche aziende leader del settore vitivinicolo. Certo, è una regione importantissima da un punto di vista nazionale ed europeo evidentemente per il vino, ma non solo, è molto importante anche da un punto di vista turistico, ed è anche poi questo il cuore del tema che verrà affrontato nel congresso, e quindi oggi abbiamo anche presentato il congresso, oltre che questo straordinario. Ma io sono felicissima, sono strafelice perché insomma intanto si risparmia tra virgolette un po' di tempo, nel senso che quando hai tanti tavoli da servire insomma devi arrivare presto e quindi evita un passaggio.
e poi giustamente evita che si possa rompere il tappo, che a volte di alcune bottiglie un po' particolari devi fare grande attenzione. Quindi insomma lo troveremo da te, la prossima volta veniamo a trovarti. Assolutamente, poi secondo me è anche una bellissima idea regalo, visto che il congresso è a fine novembre, è una bella idea regalo anche per Natale, insomma, quindi Poi tornerei anche sull'aspetto solidale che è proprio di ICE e che lo facciamo un attimino raccontare al Presidente, torno un po' indietro perché questo aspetto solidale è proprio dell'associazione, no? Abbiamo appena varato Alba Vite, che è un'altra iniziativa solidale per dare, come dire, aiuto alle persone meno fortunate, e anche qui ci sarà che all'interno del, come dire, del prezzo pagato andrà donato per questa grande tragedia che c'è stata in Veneto. Certo, diciamo che ICE Veneto si distingue in questi anni, in questi decenni, come struttura leader nel mondo della formazione di settore, ma dal mondo dell'associazione occorre anche, come dire, sottolineare che escono progetti solidali molto interessanti, quindi è uno degli impegni che in questi anni ICE Veneto ha cercato di consolidare. Tu citavi poco fa il progetto di Alba Vite, giunto alla 9ª edizione. Ci sta dando grandi soddisfazioni e ogni anno riusciamo a staccare un assegno solidale per attività di ogni genere che danno un grande aiuto a situazioni molto, molto particolari, in quel caso spesso legate alle difficoltà del mondo dei bimbi, dei più piccoli. Con questo cavatappi invece, che abbiamo già battezzato, si chiamerà Baia, non a caso, ricaveremo un piccolo assegno, una piccola goccia nell'oceano. Io amo ricordare insomma che è un piccolo sforzo che facciamo, ma le gocce riempiono. Esatto, è giusto che l'associazione abbia a caro di dire questi tipi di impegno. L'assegno che riusciremo a staccare verrà versato in opere legate alla ricostruzione e alle tante difficoltà che questa tempesta giusto un anno fa ha creato nei nostri territori. Presidente, io ritornerei sul valore, come dire, Veneto e come dire, costruito tutto interno al Veneto. Abbiamo altri 2 ospiti qui con noi e vorrei che tu ce li presentassi anche proprio per la loro in qualche modo presenza qui. Questo progetto nasce anche grazie all'idea che è diventata una piccola fucina di idee, di talenti, di grandi competenze. Quindi siamo partiti da Claudio, vuol dire che conosciamo da molti anni e che stavolta l'ha azzeccata. Ogni tanto ci prendiamo in giro, ci scherziamo su, ma ci mancherebbe, però vuol dire, ci abbiamo messo poco a capire che questa volta Claudio, come dire, ha centrato un obiettivo molto particolare. Ma dietro questa idea c'era bisogno poi di dare forma al progetto e trasformare quell'idea in un progetto concreto. Abbiamo 2 aziende. E quindi siamo riusciti a coinvolgere prima di tutto Daniele Farfalli dell'omonima azienda, che è una coltelleria storica di Maniago, che ci ha dato tutto il supporto necessario per realizzare quello che io definisco un piccolo gioiello. Se ci raggiungi un attimino così. Allora, a Maniago ci sono le migliori coltellerie. Sì. Maniago è nata producendo lame per la Repubblica Veneta, quindi storia. Qui siamo in tema. Esatto, sono tornato a casa e negli anni poi si è evoluto come produzione di coltelleria da cucina a coltelleria sportiva. Ci sono delle aziende in coltelleria che adesso eccellono proprio nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, vincono premi continuamente nel loro settore. Oltre a quello poi si è sviluppato anche la produzione di questi oggetti, cavatappi proprio. E la nostra azienda è abbastanza storica, è nata nel 50, quindi un po' ne abbiamo fatti. Avete colto con favore questa idea? Sì, io conosco da un po' di tempo Claudio e con tutte le sue invenzioni, come tutti ormai sanno, e quando mi ha proposto questa nuova idea ho detto, guarda, è geniale, proviamoci. Poi si è aggiunto il collegamento con l'AIS, per cui si è chiuso un cerchio perfetto, diciamo, e in più questo progetto legato al congresso un punto di partenza secondo me per fare altro e proseguire su questa strada sicuramente. Ti ringrazio. Tu Presidente prima dicevi però è importante anche la sostenibilità, anche qui dai piccoli gesti, dalle piccole cose si possono avere, come dire, dei segnali importanti e voi avete dato un segnale. Diciamo che il tema che ci siamo scelti per dedicare, diciamo, un sostegno e un aiuto era strettamente legato anche a queste iniziative, a queste tematiche. Si parla di foreste, si parla di disastri, ma al centro c'è l'idea di un ambiente che spesso e volentieri incrocia fenomeni sempre più pericolosi.
Quindi da lì siamo partiti, non è stato poi così difficile associare all'idea della sostenibilità l'idea di una foresta, di un legno, di un sughero. Era, se vogliamo, una strada abbastanza predestinata, tracciata in qualche modo. Quindi la scelta per esempio di un manico di olivo che rende il prodotto, rende lo strumento molto elegante, ma che di nuovo ci avvicina a un'idea di naturalità. Ma per chiudere anche l'idea che anche il packaging potesse essere all'altezza e grazie al packaging anche riuscire a una volta di più creare questa sottolineatura, andare di nuovo in questa direzione. Qui cosa avete trovato? Cosa avete scovato? E qui guardandoci attorno, grazie a Dio, insomma, abbiamo scoperto che il Veneto è una regione ricchissima anche di L'hai regolato prima in conferenza stampa. È una regione ricchissima di iniziative e soprattutto di competenze e siamo riusciti a metterci nelle mani di un'azienda di Okinawa Operation. Qui con noi c'è Ariana Sossella che preghiamo di avvicinarsi. Okinawa Operation ha già un trascorso enorme, storico nel mondo della pelletteria, ma non è nuova in questi anni, come dire, a intervenire con progetti molto particolari, con materiali nuovi, con alcuni brevetti anche molto particolari. Uno di questi è quello che abbiamo sfruttato per creare l'astuccio dentro il quale finirà il cavatappi bar. E per voi la sostenibilità non è una moda di oggi, ma viene da un percorso che avete già iniziato a fare tempo addietro. Assolutamente sì, Okinawa Operation nasce nel 2017 come ramo d'azienda di Okinawa SRL. Il fondatore è il signor Michele ed è anche colui che ha brevettato questo materiale di cellulosa che ovviamente sposa quella che è la sostenibilità. Questo è un brevetto che è stato depositato nel 2006 per la prima volta e allo studio è iniziato nel 2000-2001, quindi in tempi non sospetti già l'azienda si stava dedicando a questo tipo di lavoro che rispetta comunque anche l'ambiente, ma nel vero senso della parola. Quindi qui racchiudere questo gioiello dentro un altro gioiello è stata la vostra sfida? È stata la nostra sfida, abbiamo accolto con favore innanzitutto perché siamo onorati di far parte di questo tipo di progetto e di aiutare quello che è il nostro territorio. E poi vogliamo anche fare emergere il fatto che in Veneto ci sono delle eccellenze, delle competenze, delle eccellenze che vale la pena di portare a conoscenza di un grande pubblico. Ecco, quindi abbiamo dedicato volentieri il nostro tempo allo studio, alla progettazione, alla messa a punto di questa nuova custodia. È un cofanetto, proprio una cosa. Sì, all'interno del quale c'è inserito anche un microchip passivo che è fruibile per fare la pubblicità dell'evento, per esempio, o comunque si presta a tante altre cose, per cui la tecnologia va di pari passo con la sostenibilità. Esattamente. Marco, io direi di chiudere ricordando ancora una volta le date del congresso, che questo oggetto si potrà acquistare al congresso e poi anche sul vostro sito. Certo, allora il congresso al quale ovviamente aspettiamo tutti si terrà dal 22 al 24 novembre in quelli di Verona, sono 3 giorni pieni con un sacco di eventi che potete consultare sul sito congressonazionale.icitalia.it, ma all'interno di quei canali potrete trovare le indicazioni per raggiungere la pagina attraverso la quale sostenere queste iniziative, quindi poter acquistare letteralmente questo strumento. Ricordo volentieri che il cavatappi Vaia viene venduto a un prezzo di favore molto particolare fino alla data del congresso. Un prezzo di lancio. Un prezzo di lancio, dal congresso in poi troverà spazio di vendita sui canali e-commerce di icitalia.